Ci troviamo a Udine e oggi parliamo di elezioni e siamo in compagnia del candidato sindaco per la lista civica Mauro Tonino, che ringraziamo di essere qui con noi. Mauro Tonino, innanzitutto ci spieghi che cos'è questa lista civica e chi siete? Allora, il nome della lista è Blocco Civico. Blocco Civico ha fatto delle iniziative culturali molto interessanti e visto che nella città c'è una richiesta di cultura, di presenza civica, abbiamo messo in pista questa squadra e mi è stato chiesto di assumere in prima persona il ruolo di candidato sindaco. Ho accettato volentieri, anche perché noi siamo civici al 100%, in quanto vedo in qualche altra lista di appoggio a candidati c'è poco civismo, quindi da questo punto di vista ci si nasconde dietro un simbolismo civico. Tra l'altro noi non prendiamo ordini dai partiti. Cito un esempio: il candidato del centro-sinistra, oltre ad imbarcare anche aree politiche che in consiglio comunale facevano un distinguo sul tema delle foibe, sulle quali ci dovrebbe essere sempre un'unanimità da parte della politica, e ha fatto dei selfie con il futuro segretario del PD. Ecco, liberissimo di farlo ovviamente, però noi pensiamo invece ai problemi della città e non prendendo ordini dai partiti noi potremmo discutere in maniera anche forte sui temi della città anche con livelli superiori, non abbiamo paura di nessuno. Cominciamo a conoscere Mauro Tonino. Che tipo di legame lei ha con la città di Udine? Allora, io sono nato a Udine, vivo a Udine, lavoro a Udine e pago le tasse a Udine, quindi posso dire a pieno titolo di essere un cittadino udinese e quindi il mio servizio, perché quando ci si candida a un'elezione amministrativa è di servizio alla città. Credo di conoscerla perché ci ho vissuto 63 anni, quindi da questo punto di vista credo di poter affrontare con serietà i tanti problemi che la città ha. Mauro Tonino, la città di Udine esce da un periodo particolarmente difficile legato alla pandemia e non solo. Che Udine è quella di oggi? Quella di oggi è una città che ha una serie di problemi. Rispetto a 5 anni fa purtroppo i problemi non l'hanno fatta crescere e ci troviamo una città con una serie di situazioni che vanno affrontate da subito. Ad esempio l'attività commerciale in centro, io vivendo qui vengo spesso, vedo saracinesche chiuse, turnover di negozi. Ecco, io credo che a queste cose bisogna dare attenzione. Tra l'altro il pubblico deve essere il primo che dà il buon esempio. Sarà anche sfortuna, però ci sono 3 locali a Udine, siamo vicini al Contarena, ce ne sono altri 2 di proprietà del comune e questi sono chiusi. Ecco, io credo che per essere credibili bisogna dare in primis il buon esempio. Una tematica molto sentita a Udine è quella della sicurezza. Qual è la sua posizione? Allora, la mia posizione è questa. Innanzitutto credo che noi dobbiamo essere vicini ai cittadini. Il metodo è sostanza, dicevano in politica, quindi il nostro obiettivo è quello di dialogare maggiormente con la popolazione, sentire i problemi, andare dove ci sono i problemi, perché è facile tagliare i nastri. Ecco, noi abbiamo già dato un segnale, abbiamo messo la nostra sede nel quartiere delle Magnoli. Io preferisco chiamarlo così perché mi ricordo un quartiere bellissimo di quando ero ragazzino. Oggi viene chiamato Borgo Stazione e questo è un primo segnale che noi diamo alla comunità. E ci sono anche altri problemi legati anche a aspetti che non sono prettamente di competenza del sindaco, però ad esempio il problema della sicurezza che lei ha citato secondo me deve essere affrontato in maniera pratica, cioè non si può andare avanti con gli slogan. 5 anni fa uno dei candidati fece la sua campagna elettorale sul tema della sicurezza. Ecco, io credo che
nel quartiere delle Magnolie sicuramente la situazione è peggiorata. Anche giorni fa è stato chiuso un locale, quindi vuol dire che il problema della sicurezza non è solo percepito come, diciamo, sensazione, è un problema reale. Ecco, prima ho citato il discorso del metodo, io credo che si debba interagire in maniera più continua con, ad esempio, le strutture deputate alla sicurezza, perché chiaramente la polizia locale non può essere deputata a un servizio esclusivo di ordine pubblico, ci sono le forze dell'ordine. Io ritengo che il prefetto sia persona sensibile e attenta a questi temi, quindi bisogna andare a parlare col prefetto, bisogna andare anche ogni giorno se serve. Se poi ci sono problemi di organico nelle forze di polizia, bene, ci si muove ai livelli superiori, quindi si chiede ai nostri deputati di fare delle interrogazioni o di intervenire col ministro dell'interno per risolvere la questione, quindi affrontare i problemi non tanto con non se Paul, come dicono a Trieste, ma con la praticità. Se serve, il sindaco deve anche saper battere i pugni, essere sempre educato ma sempre molto determinato. La sanità, altro aspetto molto importante. Qual è la situazione della sanità secondo lei in questo momento per la città di Udine? Che cosa si potrebbe fare di più? Allora, il fare di più si lega a quanto ho detto prima. Arrivano quotidianamente grida di allarme da parte dell'ospedale. È vero che la competenza non è esclusiva del sindaco, compete alla regione e all'organizzazione sanitaria, però anche qui il sindaco deve farsi sentire. Perché? Perché tutti noi cittadini di Udine facciamo riferimento all'ospedale di Udine, che era ed è ancora un'eccellenza, ma non può essere continuamente sotto stress. Io, per motivi anche personali, ho frequentato l'ospedale e il pronto soccorso, quindi ho visto com'è la situazione. Gli operatori sono fortemente stressati, c'è grandissima disponibilità, grandissima professionalità, però non possono fare miracoli. Ecco, io credo che lì bisogna supportarli. Come si fa a supportarli? Beh, innanzitutto come sindaco bisogna andare a parlare in regione. Se non basta, si fa un ragionamento con gli altri sindaci del territorio, perché anche Tricesimo gravita su Udine, Pozzuolo, Martignacco, Pradamano, e si fa un incontro con i sindaci e si pone la questione. Io credo che la regione a questo punto non possa non ascoltare e trovare insieme le soluzioni. Quindi dicevo metodo, ecco, questo è una delle questioni di metodo con quale noi vogliamo affrontare i problemi della città. Un'ultima domanda, proposte che voi avete? Allora, le proposte, ce n'è una semplicissima da fare con pochi soldi. Allora, noi parliamo di ecologia, di viabilità. Beh, io credo che fare il giro di piazza Primo Maggio con la macchina venendo su da via Lungheria, forse è il caso di ripristinare la vecchia viabilità e quindi una viabilità diretta. Questa è una cosa che costerebbe pochissimo, quindi una proposta pratica. Un'altra proposta, sempre pratica, è legata ai parcheggi. Allora, arrivare a cifre così elevate in certe zone della città è chiaro che è un problema perché ovviamente la gente non viene in città, insomma parliamo di 1,60 € in alcune zone, quindi da questo punto di vista bisogna ridurre il costo dei parcheggi. Ma sempre sui parcheggi, perché è un problema che ho sentito molto spesso, è quello delle sanzioni. Allora, io credo che se uno paga il ticket e incontra un amico per strada e si ferma 10 minuti a parlare ed ha pagato il ticket, arriva in ritardo, dopo un quarto d'ora, 20 minuti può trovarsi la multa. Ecco, io credo che bisogna dare fiducia ai cittadini, gli si chiede un'integrazione, magari leggermente maggiorata, ma uno non può andare in giro per la città se deve fare acquisti, incontrare persone e si trova nella situazione di essere, diciamo, in panico perché rischia di beccarsi una multa. Sono proposte concrete, pratiche, che sono sostenibili, perché qui non parliamo di sbilanciare completamente il bilancio del comune e quindi
quindi poi metteremo mano anche a qualche ramo secco, perché insomma il denaro pubblico deve essere utilizzato bene da questo punto di vista.